Siamo col coach Enrico Mariotti, dispiace perché una partita che si era condotta nel primo tempo, secondo me con un buon primo tempo e anche per l'inizio del secondo, poi diciamo l'1-2 che ha permesso Montecchio di pareggiare ha un po' tagliato le gambe alla tua squadra. Sì, il primo tempo avevamo messo la partita bene, stavamo giocando bene, gestendo bene, poi dopo l'intervallo siamo rimasti un po' nello spogliatoio, come si dice. Non siamo rientrati con lo stesso atteggiamento, non siamo rientrati decisivi, incisivi, abbastanza troppo passivi. E poi gli episodi hanno un po' caratterizzato il secondo tempo tra espulsioni, gol evitabili. Questo però è frutto di quell'atteggiamento che non abbiamo rimesso nel secondo tempo, mentre nel primo tempo eravamo difensivamente molto più aggressivi. Abbiamo subito e loro poi quando sono stati in vantaggio hanno cercato di gestire. Noi nel finale, negli ultimi 2-3 minuti, abbiamo avuto un paio di occasioni di testa a testa molto importanti, non ci ha girato l'episodio, abbiamo sbagliato la punizione finale anche lì a 4 secondi dalla fine, a portiere sdraiato, la precipitazione di tirare invece di alzare la palla, e piccoli episodi che non ti girano a favore. Sapevamo che il Montecchio era una squadra complicata e noi però dobbiamo sicuramente recitare mea culpa e ripartire già dalla prossima settimana. Ecco, forse è un bene che si giochi fra 4 giorni, magari per smaltire questa delusione e comunque si decide tutto in queste partite. È vero che c'è un po' di vantaggio, però ovviamente l'equilibrio regna sovrano. Ma se guardiamo al vantaggio magari facciamo come il secondo tempo. Noi dobbiamo guardare a ciò che non abbiamo rimesso in pista nel secondo tempo e pensarci da domani mattina. Principalmente è questo, perché il successo non è farsi notare, ma è farsi ricordare, che è una cosa ben diversa. E noi, se vogliamo che le persone si ricordino noi in questa stagione, dobbiamo fare meglio. Grazie, in bocca al lupo. Prego, grazie a voi.